summertime when the weather is hot. You can stretch right up and touch the sky. You got women on your mind. Il professor Calabrese mi ha detto: vieni a Villa Simius perché passiamo il Ferragosto insieme. Mi dà gli appuntamenti sulla spiaggia e non lo vedo. Professore, ma l'appuntamento non era qua, ma che fa? Ma venga, Ma che fa? guardi che È estasiato. ma guardi che le prende il grande Buoninsegna. Roberto. Buon Grande, pomeriggio, il grande Bonimba. grande, questo fa parte dei grandi giocatori della nazionale italiana e della Juventus. Campione dell'Inter, campione d'Italia. Buoninsegna, tiro di Buoninsegna e pareggio di Buoninsegna. Fu lui a segnare il gol nel 1970, Messico 70. Messico 70, grandi L'unico giocatori, gol poi. grandi campioni. Ma tu giocasti anche nel Cagliari per un Sì, periodo? diversi anni fa. Infatti viene a Villa Simius Feci- per quello, perché questa feci- spiaggia splendida, lui che è di casa. Campione, noi ci andiamo a mettere a tavola col professore. Buon Ferragosto. Posso venire anch'io a tavola? No, no. Osserva i giovani, Ah, va bene. osserva i giovani che io osservo il nonno. Va bene, grazie. Nonno, andiamo? Cosa dice? Who's the leader of the club that's made for you and me? M-I-C-K-E-Y, M-O-U-S-E. Hey, they're high, they're ho, they're go as welcome as can be. M-I-C-K-E-Y, M-O-U-S-E. E mentre i bambini giocano perché si avvicina il Ferragosto, noi non giochiamo perché qui c'è Bruno alla griglia. Professore, la griglia. grande Bruno, chef. che state mandando in griglia qua come proposta di Ferragosto? Alla fine stiamo facendo il salsiccia, Salsicce e poi porcetto. porcetto e la capra. La capra, pure la capra grigliata, No, arrostita. arrosto, E questo arrostiero. formaggio, questo che è pecorino sardo. Pecorino sardo lo facciamo sempre caprino di più. Caprino, quindi con Sì. meno colesterolo. Sì, sì. Quindi per il Ferragosto va bene. Professore, poco colesterolo, mi Poco raccomando. colesterolo. Cari telespettatori, voi sapete che tutto ciò che è di origine animale il colesterolo deve averlo, perché il colesterolo serve alle nostre membrane cellulari, però ricordiamoci che non dobbiamo abusare, quindi non facciamo la battaglia al colesterolo ma all'abuso del colesterolo, e quando noi mangiamo un formaggio come questo o la capra o comunque anche quel tipo di salsiccia con poca amarezzatura, vuol dire che abbiamo pochi grassi e più Questo proteine. perché ha detto la capra e mi ha indicato a me? Perché io almeno immaginavo- a Ferragosto mi lasci tranquillo. Ma veda, questo ti rende anche una capra florida. Guardi anche. che mi alleo con Bruno, Ecco. poi glielo scateno contro, Va bene, glielo aizzo. va bene. A proposito di mangiare, di arrostiti, di porcetti, di capre, ma quelle donne che volessero mangiare e magari comunque risultare sempre belle, anche un po' rotondette, c'era quella nostra amica Daniela, quella Sì. amica genovese che vive a Roma, ha una sua ricetta, Eh vero? sì, lei dice sempre Cosa dice? che quando una donna non riesce a dimagrire e resta, come dire, ancora un po' rotonda, deve solo convincere il marito che In lui, questo caso Alessio. che lui ama molto la donna un po' rotonda, formosa. Ma Alessio ha la risposta, che E certo, dice? lui dice sempre basta che il marito se ne convinca, che altrimenti è un problema. E lì casca la capra. Facciamo una magia. Spostiamoci al tavolo quello più colorato. Bruno, non lo mordere per oggi il professore. No. No, lascialo tranquillo. Namo? Andiamo. E siamo arrivati alla tavola, la proposta di Ferragosto. Professore, 2 giorni, 2 giorni ancora, 2 ne 2 mancano. giorni ancora. E allora dallo chef Bruno al maître Massimo. Massimo, qual è la proposta partendo da un primo? Risottino allo scoglio insaporito con dello zafferano. Professore, durante l'estate, no? Siamo arrivati quasi a metà della stagione, lo dicevamo, durante l'estate molti pensano che digiunando si ritrovi una forma fisica, ma è un errore digiunare Veda, per e- calare di peso. Cari telespettatori, noi dobbiamo sempre ricordarci che la macchina senza benzina o senza olio dei freni o senza acqua del radiatore è una macchina che esiste ma che non cammina. Il digiuno è come una macchina ferma. Il nostro corpo può utilizzare prodotti, soprattutto lipidici, di grassi di riserva, con qualcosa minima di riserva di glicogeno, che sono zuccheri complessi, che però hanno bisogno di essere reintegrati
no al digiuno, sì all'equilibrio. Massimo, torniamo al pranzo di Ferragosto. Per il secondo io vedo qui un trionfo di pesci del mare di Sardegna. Evitiamo il fritto, quindi oratina al forno. La chiamo oratina, sembra un dinosauro. Ok, con 2 patate. 2 patate. Insaporite sempre allo Sì, zafferano. e poi vedo gamberi, cozze, patate meravigliose. Questo, un'oratina al forno di questo genere, un Tyrannosaurus Rex, Per va bene favore, per Ferragosto. ma guardi, l'intelligenza di questo piatto dove sta? Non è fritto, per il suo dispiacere, voi lo sapete. È Ma fatto nemmeno con una magia. No, è fatto al forno. Le patate, che sono degli amidacei, quindi hanno bisogno di sposarsi con le proteine nobili, con i grassi polinsaturi, con gli omega 3 e con alcune sostanze che sono leucotrieni, interleuchine, sono sostanze che fanno parte nel nostro organismo di quei meccanismi che ci permettono di stare molto bene, ma se il pesce è cucinato da grandi chef o è servito da grandi maestri come Massimo in questo modo, altrimenti noi non ce la facciamo. Metri, Massimo è 1,5 metri. Ah, guardi, lei non faccia esatto. il furbo e cerchi di rispettare i grandi metri. Professore, è vero che stando vicino a lei si può dire veramente che mangiando si impara? È così che deve essere. A proposito di imparare, lei ha imparato quel servizio del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali? Assolutamente si sì. chiama SMS Consumatori. Inviando un messaggino gratuito al numero telefonico, il professore l'ha imparato? Sì, il 47947. E allora, mandando questo messaggino gratuito al Ministero, lei può conoscere il prezzo medio al consumo di un paniere di quasi 100 alimenti e prodotti. Alimenti essenziali. Intelligentemente per il esempio, Ministero. parliamo di pesce. Esatto. Oggi la sogliola l'abbiamo vista. Che so, uno vuole andare a comprare una sogliola, dice che prezzo c'è al mio negoziante? Adesso lo forse confronto. il merluzzo sarebbe ancora più interessante. Dice il merluzzo, le piace di più per i bambini, ecco, e per gli merluzzo anziani. lesso. Bambini, anziani, un merluzzetto Lei bollito. è proprio un bel merluzzo lesso. Allora scrivete merluzzo, mandate l'SMS al gratuito. 47947. Gratuito, perché tanto qui le tasche Noi dobbiamo sono essere vacanti. attenti e vigilanti nel discorso della spesa, spendere bene per la buona salute, specie per i bambini e gli anziani. Questo, ma chi me l'ha messa a lei vicino? Io se avessi il potere del mago, quasi quasi. Mago! Mago, dammi i poteri! A me! L'ho aspettato tanto questo momento, sono anni! Adesso ho i poteri! Sparisci! San! Come avete visto, anche la magia rispetta la scienza. Buon Ferragosto a tutti!